Questa notte, poco prima delle 3, un violento incendio ha interessato un furgone coibentato per il trasporto del prodotto ittico, parcheggiato in un'area chiusa in Val d'Ario. Il furgone, assieme ad altre attrezzature, è andato completamente distrutto e ha preso fuoco ed è andata distrutta anche un'altra struttura, rimorchio o similare. 2 le squadre dei vigili del fuoco che sono state occupate nell'intervento, che le ha tenute impegnate per oltre un'ora. L'area interessata è raggiungibile grazie a strette strade, in parte sterrate, affiancate da un largo fossato, e qui le autopompe si sono mosse necessariamente con cautela, rallentando l'inizio dell'intervento. Le cause dell'incendio sono al vaglio degli inquirenti. In passato, più o meno in quell'area, aveva avuto origine più di un incendio doloso. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. C'è giunta una voce preoccupata sulle sorti del Bragosso del museo, affondato lo scorso anno dopo numerose avvisaglie comunicate all'allora amministrazione Ferro anche tramite PEC. Resta impresso il video che riprendeva l'allora assessore alla cultura Isabella Penso guardare sconsolata il Bragosso affondare, mentre i vigili del fuoco stavano dando da fare per impedire l'irreparabile. Allora fu l'impresa di Ivano Boscolo Bielo a intervenire, dopo poche ore, imbragare il Bragosso e portarlo allo squero dell'isola del Buon Castello, dove si trova ancora, appoggiato sulle careghe. La voce che ci è giunta oggi, ma che al momento non ha conferme né smentite, è che il Bragosso del museo sarà demolito, dopo più di un anno passato sotto il sole, poggiato sui supporti che alla lunga rischiano di deformarne le assi. Ed è scandaloso, ci dice Gilberto Penso, Chioggiotto di nascita, il cui primo libro è stato dedicato proprio al Bragozzo, che una città come Chioggia, in cui gli squeri ne producevano a centinaia, non sia in grado di preservarne uno. Non si tratta solo del Bragozzo in sé, ma si tratta di far fronte a un obbligo morale per preservarne la tradizione e la storia che si interseca con la storia della città. La storia del Bragozzo, dall'amorevole restauro al suo andare a fondo, è tutta riportata sulle pagine del sito di Gilberto Penso, veniseboz.com, che della conservazione delle barche tradizionali ha fatto la sua vita. Questi sa che nessuno più ha le conoscenze per trattare le barche in legno, dalla necessità di non lasciarle seccare al sole, al doverle spostare con i dovuti mezzi, facendo a meno dell'imbragatura che potrebbe spezzarne lo scafo. Ma non si può non conservare e preservare almeno una delle barche grazie alle quali la flotta peschereccia di Chioggia si è diffusa nell'Adriatico. Non preservare ciò che rappresenta il passato significa rimanere senza passato, senza la tradizione, senza la storia. Speriamo che quelle che abbiamo sentito siano solo dicerie e che il Comune smentisca in modo deciso questo brusio che non renderebbe onore. Lo spiega nell'articolo a firma AP Il Gazzettino di oggi nel dare notizia dell'accordo tra Regione Veneto e sindacati del comparto che attribuisce agli infermieri del pronto soccorso un aumento di 1.300 euro l'anno, in considerazione del particolare impegno loro richiesto dal fatto di essere in prima linea sul fronte pandemico. Ma non solo, l'accordo è retroattivo per tutto il 2022, saranno corrisposti 80 euro al mese, 80 euro per 12 mesi, 960 euro totali, con saldo di 340 euro a marzo 2023 e arretrati del 2022 pagati a gennaio 2023. Soddisfatti i sindacati e anche l'assessore regionale della sanità Manuela Lanzarin, che osserva che tale accordo, primo del genere in Italia, si inserisce nel solco del contratto nazionale di categoria sottoscritto il 2 novembre. Diverso il discorso per la dirigenza medica, per la quale, se il Parlamento confermerà l'impianto della legge finanziaria varato dal governo, l'aumento partirà dal 2024,
in quanto gli stanziamenti aggiuntivi del 2023, 2 miliardi, andranno a coprire i costi delle bollette, i vaccini e i farmaci anti-Covid, ma non per servizi e personale. La soluzione veneta, quindi, come dice l'assessore Lanzarin, non può essere altro che un primo passo, un segnale di rispetto per chi fa un lavoro essenziale ad alto rischio, almeno quanto quello dei medici, come rivendicano i sindacati della dirigenza medica, e che, pur con qualche centinaio di euro in più in tasca, resterà usurante fino a quando non saranno risolte le carenze di personale. Mille note, un nuovo ristorante a Borgo San Giovanni, di fronte a Eurospar. Aperto per pranzo, specialità al pescato del giorno, dal mare alla tavola, ma per chi preferisce è disponibile anche il menù a base di carne. Buon pranzo al Mille note. Ieri, solo ieri, portavamo all'attenzione la necessità di sfalciare le aree verdi pubbliche periodicamente per una serie di motivi che possono essere la pulizia, l'evitare il rischio incendi, la visibilità sui bordi strada e altri. E ne parlavamo perché una nostra follower ci faceva notare che da mesi l'erba a fianco casa sua stava crescendo a dismisura e che a breve avrebbe anche ostacolato la ricezione dei segnali TV satellitari. Ne parlavamo ieri e questa mattina gli addetti si sono recati sul posto facendo piazza pulita delle erbacce, dando un aspetto più pulito e curato alla zona. La nostra follower ci ha subito chiesto con chi avessimo intercesso per il trattamento immediato e la soluzione repentina al suo problema. Purtroppo non è merito nostro, almeno supponiamo, pensiamo a ragione che l'intervento fosse già programmato e da tempo. Ciò non toglie che la tempestività dell'intervento ci faccia fare una gran bella figura. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria. Montanariello, consigliere comunale e regionale Dem, rimprovera il sindaco Armelao e il consigliere regionale Dolfin, dopo un maltempo che ha devastato il litorale clodiense, di recitare una litania, mostrando agli operatori balneari messi in ginocchio dalla mareggiata un volto volenteroso, ma nessuno di loro ha cercato di garantire una vera tutela del litorale. Secondo Montanariello, nei vari incontri in cui il sindaco è stato impegnato anche a Roma non ci sono richieste in cui si parli di conche di navigazione, come non ne ha parlato il consigliere Dolfin con Salvini, ministro tra l'altro leghista alle infrastrutture, e nei confronti del collega regionale Dolfin cita perché proprio lui, che fa richiamo oggi alla necessità di realizzare le opere di difesa e le conche di navigazione e parla di arenile leggendo la lista della spesa, ha bocciato in aula gli emendamenti con richiesta di finanziamento da me presentati in occasione dello scorso bilancio regionale. Li elenco nero su bianco: 1 milione per il ripascimento e il ripristino degli arenili di Sottomarina e Isola Verde, 3 milioni per le opere di difesa mare, 1 milione per la messa in sicurezza di Punta Gorzone, tutti bocciati dalla maggioranza, a partire appunto dal consigliere Dolfin. Prima di parlare, conclude quindi Montanariello, Armelao e Dolfin si facciano un bel esame di coscienza. Fare propaganda è facile, molto più difficile essere coerenti e soprattutto liberi dagli ordini di scuderia del loro partito.